Buona giornata cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Vi ricordo, ormai sono ripresa da una settimana, siamo in diretta, quindi se l'argomento vi interessa, avete delle domande da porre, delle tra virgolette provocazioni al nostro ospite, ben volentieri. L'argomento appunto è molto importante, è di attualità, un settore che tutto sommato, nonostante le situazioni meteoclimatiche non siano state delle migliori, però sta tenendo. Di che cosa parliamo? Dell'agricoltura. In modo particolare puntiamo la lente di ingrandimento sul settore vitivinicolo. Siamo nel periodo classico della vendemmia, è un settore importantissimo, strategico dal punto di vista economico, muove l'ago del PIL del nostro paese e lo pone ai vertici in una classifica internazionale. I competitor sono altrettanto importanti, ma riusciamo a tenere testa nonostante appunto la grande siccità che c'è stata. Cosa è successo? Quali sono i vari ambiti? Che cosa dicono le ricerche? Un po' le ultime rendicontazioni, non solo in questo settore ma poi in generale nell'agricoltura. Parliamo poi anche della carne, perché c'è una notizia che viene dall'Europa che ha deluso il settore e vi spiegheremo anche di che cosa si tratta, e poi vari ed eventuali. Con chi? Con il nostro ospite, protagonista odierno è Paolo Pizzolato, ben ritornato qui con noi, amministratore unico di Veneto Agricoltura, nonché segretario provinciale Lega Nord Venezia. Allora, vediamo un po' di inquadrare prima i dati recenti che voi avete ufficializzato, pubblicato, che peraltro vanno ben oltre la regione del Veneto perché riguardano un ambito produttivo nazionale, però facciamo capire a chi ci ascolta di che cosa si tratta, e che poi è un investimento per i più giovani, sembra anche. Dati relativi soprattutto al settore vitivinicolo. Dati relativi a un settore vitivinicolo che io sto cercando di fare in maniera di poter incentivare soprattutto a livello di conoscenza nei confronti dei giovani, perché come ho avuto già tante volte l'occasione di dire, è un settore soprattutto pulito, bellissimo, nuovo, al quale tanti giovani possono rivolgersi, ma che soprattutto sta iniziando a produrre reddito e nuovi posti di lavoro, quando negli anni antecedenti era un po' trascurato. Un settore vitivinicolo che è proprio forse il settore più trainante che possa esserci attualmente in quello che è il mondo dell'agricoltura. Dati addirittura eclatanti, nonostante ci sia stato questo periodo di siccità che sinceramente ha fatto sì che tante quantità di vino che venivano prodotte negli anni antecedenti siano notevolmente carenti rispetto ai dati che avevamo in possesso degli altri anni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che rispetto al clima tante province venete hanno avuto delle défaillance a livello di quantificazione, per cui variamo da un 10-15% della provincia di Venezia a un 20-25% in meno di quantità della provincia di Vicenza e di Treviso, a un 50% in meno addirittura nei colli iberici. Dati pesanti sì, che sembrano negativi. Nonostante questo, l'altissima qualità del vino, derivante soprattutto dei forti investimenti fatti in epoche antecedenti dei nostri produttori, ci permettono di poter dire che almeno a livello qualitativo l'annata sarà ottima. Quindi un buonissimo vino, quello annata 2012, possiamo dire. Un buon vino, quello dell'annata 2012, derivante soprattutto da alcune cose. Cos'è successo? Anche noi con le nostre indicazioni che diamo solitamente come Regione Veneto e come Veneto Agricoltura abbiamo cercato di incentivare l'inizio della vendemmia un 7-10 giorni dopo rispetto alle date normalmente che indicavamo negli altri anni. Questo ha permesso sì che le prime piogge potessero un po' gonfiare gli acini, renderli un po' più ricchi di acqua, per cui andare ad appesantire quello che era la quantità che nelle settimane antecedenti a causa della siccità era stata notevolmente trascurata proprio per il clima. Questo ci permette di poter dire che la qualità potrebbe comportare una vendita molto molto buona anche dell'annata 2012 sui mercati che come Regione Veneto andiamo ad attaccare soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto nel nord Europa. Quindi export. Anche perché il dato che possiamo considerare, nonostante, ripeto, la diminuzione della quantità possa essere eclatante, è che la Regione Veneto con 1,33 miliardi di produzione proprio di euro inerenti al settore del vino, per cui prendiamo tutto il settore, è quella che si posiziona al primo posto a livello nazionale, per cui viene presa come indicazione e come indicatore anche delle altre regioni. Anche rispetto al Friuli e ad altre realtà. Infatti il Friuli collabora tantissimo con la Regione Veneto, e in tutte le manifestazioni che noi faremo in questo periodo relative alla vendemmia abbiamo avuto l'occasione anche di avere, e questo logicamente come Veneto Agricoltura ci porta a essere anche orgogliosi di essere l'ente sperimentale regionale che soprattutto si dà da fare in questo territorio, che Toscana, Puglia, tante altre regioni si mettono solitamente in collegamento diretto con noi per cercare di fare in maniera di creare un mercato nazionale anche di dati che possa far sì che le aziende possano venire effettivamente date delle indicazioni anche relativamente all'annata come sta andando, ma anche prepararsi per l'annata futura 2013, oppure meglio ancora analizzare
confrontare i dati del 2011 e vedere, diciamo, quale potrebbe essere il vino che potrebbe correre di più negli anni a venire. Quest'anno addirittura abbiamo avuto un sistema eclatante che ci permette di contattare direttamente anche Belgio, Francia e Spagna e anche Portogallo. Cioè, spieghiamo un attimo bene di che cosa si tratta, perché per voi è abbastanza lineare e semplice, per i non addetti ai lavori risulta complesso da comprendere. Negli anni antecedenti, come Veneto, promuovavamo una serie di conferenze, una serie di dati dove cercavamo di fare un trittico vitivinicolo che partiva verso fine anno per dare definitivamente indicazioni su com'era andata l'annata. Quindi rendicontazione. La metà dell'anno successivo, quello che poteva essere previsionalmente la vendemmia di ottobre, e all'inizio dell'anno invece facevamo un conteggio proprio sia degli anni antecedenti sia delle previsioni anche economiche dell'anno che sarebbe seguito. Ad esempio, a settembre facciamo i rilevamenti dell'annata 2012, a gennaio 2013 daremo delle indicazioni relativamente a quello che è la fine della vendemmia e l'inizio del 2013, così come potrebbe essere la stagione anche fredda, perché sappiamo che un inverno poco freddo potrebbe comportare degli scompensi climatici verso di nuovo l'estate, come è successo quest'anno. A luglio e agosto diamo delle indicazioni di massima su come stanno andando le temperature e i problemi climatici, e a settembre poi dell'anno dopo andiamo di nuovo, diciamo, a dare questi dati. Cosa è successo? Mentre negli anni antecedenti facevamo solamente 1 o 2 interventi di questo tipo, facendo 3 interventi proprio a livello di emanazione di dati, anche altre regioni, ma soprattutto altre nazioni, si sono accorte che, consorziandosi praticamente, mettendo in evidenza questi dati, tutta l'Europa traeva un beneficio di quelli che erano i dati della regione Veneto, di Veneto Agricoltura, e fare in maniera di creare un mercato di dati che potesse dare competitività logicamente al territorio e al mercato, ma soprattutto iniziare a dare delle indicazioni anche a livello europeo su quello che erano alcune prospettive, per cui dati ufficiali sulla vendemmia, dati sul grado zuccherino del vino, dati sugli addetti ai lavori, dati sulle aziende che chiudono. Quindi la stessa azienda vitivinicola di conseguenza, e ce ne sono importanti nel territorio, può trarre giovamento da questi dati per misurare, calibrare i propri interventi sul territorio, ma investimenti. Soprattutto permette anche, sapendo quale potrebbe essere in quel momento il vino che viene, le viti che vengono messe a dimora, a seconda del quantitativo, produrranno una tipologia di dati che andrà a influire su quello che sarà il nostro export. Sì. Sapere ad esempio che il Prosecco nelle annate antecedenti o nelle annate future tira, come abbiamo detto prima, più di tanti altri vini, comporta certe volte lo spegnimento di alcuni vigneti e la recensione di tanti altri, per cui una tipologia, diciamo, di investimento anche estero diversa rispetto a quello che fanno tante aziende agricole. Questo permette proprio di avere degli indicatori proprio per cercare di capire cosa è meglio avere in cantina in quel momento, possiamo proprio dirlo. Non è che si perde anche una tipologia Purtroppo sì, purtroppo. Che può essere, che è sempre un patrimonio, una peculiarità del territorio, perché il Prosecco, tanto menzionato, sta per essere, cioè è già imitato anche in altre parti, per cui magari noi avevamo delle tipologie legate alla caratteristica del territorio, al microclima eccetera, che magari da altre parti non erano mutuabili, però si tratta di forzare il gusto e il palato diciamo così, del cliente estero per farle entrare, magari sfondare mercati importanti, o no? Il messaggio che io sto dando da tanto tempo è questo. Noi abbiamo avuto nel corso del 2011 quel famoso dato eclatante che ci dice che ci ha permesso di poter battere quelli che vengono definiti, non so perché, i nostri cugini francesi relativamente alla vendita di Prosecco rispetto allo Champagne. Champagne che sappiamo perfettamente che a Natale 2011 addirittura è stato svenduto anche a 7 euro alla bottiglia, pur di cercare di fare in maniera di farlo penetrare nel mercato, ma soprattutto di fare in maniera di svuotare completamente le cantine per le annate seguenti. A noi logicamente questo ha fatto notevolmente piacere, però un po' alla volta si stanno un po' spegnendo alcuni vini che erano caratteristici delle nostre zone e anche a livello nazionale. Vi faccio un esempio: il Pinot Bianco è un vino raffinatissimo che inizia un po' a mancare sulle nostre tavole, si trova solamente su alcuni vigneti, soprattutto verso il confine con il Friuli. Perché manca? Manca perché in questo momento logicamente ci si sta dedicando soprattutto al fattore commerciale. Se un vino in quel momento tira tantissimo, e il Prosecco in questo momento sta dettando legge non solo nella nostra regione ma anche e soprattutto nell'export mondiale, perché è apprezzato in una maniera eccelsa, perché è un vino che costa molto meno di tanti altri vini, è un vino soprattutto che i nostri produttori fanno in maniera di poter garantire a livello di qualità, a livello di produttività, e soprattutto lo certificano in una maniera nettamente migliore rispetto a tanti altri paesi. Per paesi parlo sia
sia a livello mondiale sia a livello europeo, per cui i miei complimenti ai nostri produttori, che sono produttori di altissime qualità. Logicamente alcuni vini che invece hanno un meccanismo un po' più complesso di produzione oppure commercialmente non sono richiesti nel mercato vengono un po' tralasciati per cercare di fare anche un po' di cassa in questo momento economicamente critico. È logico che tutti facciano così. Il Thai? Il Thai è una cosa purtroppo che lascia tanto amaro in bocca, perché vedere che dopo tanti anni noi avevamo un'etichettatura, un marchio, un nostro vino e che andava soprattutto, ma vedercelo soprattutto portare via a livello di brevetto, diciamo a livello di segno e di emblema da qualche altro paese, che arriva all'ultimo secondo, all'ultimo momento in Europa e che soprattutto non certifica come facciamo noi questi prodotti di qualità, logicamente anche per me che sono un bevitore di vino, è logico che crea notevole amarezza. Quindi c'è stata una ripercussione anche a livello di commercializzazione? Diciamo che c'è stata una ripercussione, per carità è stato sostituito da altri vini, però io lo sentivo come una cosa di casa nostra che non ho ritenuto gloriosa così come possa essere stata abbandonata, ma soprattutto come abbia potuto l'Europa permettere che questo marchio italiano di qualità possa essere stato, diciamo, ceduto a terzi che nulla avevano nei nostri confronti. Insomma, invece purtroppo l'Europa permette anche queste cose qui, come poi vedremo eventualmente anche con la carne, queste notizie eclatanti che ci sono, e logicamente l'amaro in bocca resta per avere un prodotto nostro che è sfuggito di mano perché altri hanno saputo in maniera amministrativa gestirlo in maniera diversa. In modo migliore, assolutamente. Quindi possiamo dire che tutto sommato, nonostante quello che è successo però per altri settori, sempre dell'agricoltura, per altri ambiti, il vitivinicolo si è salvato. Abbiamo una qualità diversa tra nord e sud Italia, centro? Sì, è successo proprio questo, infatti, è una cosa stranissima perché abbiamo avuto un nord Italia che è stato caratterizzato da questa siccità, dove c'è stata una migliore qualità di vino e una minore quantità, e viceversa, visto che c'è stata una piovosità diversa, e questa è la cosa assolutamente assurda che sta iniziando a succedere, dove solitamente nelle parti sud del mondo piove molto meno che nelle parti nord, invece nel sud Italia praticamente abbiamo avuto una piovosità diversa che ci ha permesso di avere un po' più di quantità e invece c'è stata meno qualità, nonostante i vini siano logicamente preziosi e buonissimi. Però è stata proprio la quantità che è stata maggiore proprio per il gonfiamento degli acini e per questa tipologia appunto di clima diverso in una maniera stranissima come è successo quest'anno. Questo può portare anche a delle strategie per quel che riguarda gli operatori del settore per cercare di irrigare certe zone, attrezzarsi per irrigare o per tutelare certe aree che hanno risentito più di altre? Noi abbiamo, poi fate appunto... Sì, infatti a livello statistico proprio abbiamo notato questo. Abbiamo notato ad esempio che la provincia dove c'è stata una minore incidenza, dove la siccità ha intaccato, possiamo dire così, in una maniera nettamente inferiore, è stata la provincia veronese. Perché? Proprio perché negli investimenti degli anni antecedenti i produttori di vino avevano cercato di fare in maniera di tutelare il loro prodotto, i loro campi, con irrigazioni specifiche, con degli investimenti proprio che hanno permesso di far sì che l'acqua mancasse in un tono nettamente inferiori rispetto a tante altre province che invece a livello di investimento, a livello diciamo di produttività lasciavano un po' desiderare. Infatti quello che sto tentando di dire io è che si sta gridando al lupo in questo momento per la siccità, cerchiamo di trovare fondi, cerchiamo di fare in maniera a livello assicurativo di dare un rimborso a quello che gli agricoltori hanno perso e ai produttori di vini a quello che hanno perso. È una cosa senza dubbio ottima, senza dubbio che va bene anche a livello regionale, è una cosa però destinata a perdersi nel tempo. Faccio un esempio. Se noi in questo momento stiamo cercando di dare dei rimborsi assicurativi ai produttori che sono stati colpiti da una parte di questa calamità, noi andiamo ad esaurire dei fondi, andiamo ad esaurire delle risorse che nel corso degli anni progressivamente verranno a mancare. I produttori portano a casa i soldi del 2012, nel 2013 altro scompenso, nel 2014 a causa del surriscaldamento del pianeta altro scompenso ancora. Cosa succede? Prima o dopo ci sarà un aumento delle polizze assicurative, non ci sarà più nessuna compagnia assicuratrice che assicurerà in quella maniera i campi. E ricadute sul prodotto. Quello che invece bisogna fare, è proprio prendendo in mano la situazione a livello regionale, ma io direi proprio a livello nazionale, è quello di cercare di fare degli investimenti prefissati 3 anni, 5 anni, 10 anni, a lunga durata, perché l'agricoltura è un investimento a lunga durata con le aziende agricole, mica una cosa breve, dove far sì che ci siano degli sgravi fiscali, dei soldi messi a disposizione come faceva la Regione tempo addietro con i fondi di rotazione, per permettere di fare degli investimenti su quello che è il sistema idrico per l'irrigazione dei campi, qualunque sia il sistema idrico, perché l'agricoltura... Parliamo anche di Granturco, parliamo di frumento... L'agricoltura e il mondo allevatoriale porta via il 60% delle risorse idriche che abbiamo a livello nazionale.
Bisogna darsi da fare proprio per questo, per fare in maniera che non venga a cessare anche questo. Se l'acqua inizia a scarseggiare, io ho detto tante volte, un po' scherzosamente, ma non sarà più scherzosamente, che le prossime guerre ci faranno per l'acqua, non più per il petrolio. E questo è un momento di netta difficoltà dove lì bisogna puntare l'investimento. Assolutamente. Torniamo su questi discorsi, poi naturalmente li ampliamo. Pubblicità, pochi secondi, restate con noi. Rieccoci insieme con Paolo Pizzolato. Abbiamo parlato del settore vitivinicolo che quindi può essere un investimento anche per i più giovani, quindi quando si parla anche di dove andare a parare, tra virgolette, eccetera, l'agricoltura ha bisogno di giovani leve, preparate, e forse è un settore che può consentire delle opportunità. I dati che noi abbiamo avuto in mano soprattutto su questo settore relativi al 31 dicembre 2011, logicamente quelli del 2012 li daremo verso fine anno, inizio 2013, proprio che nel mondo dell'agricoltura, che sto dicendo in questo momento che si sta posizionando al secondo posto dopo il mondo del turismo, dopo il settore turistico, che secondo me sarebbe un'arma micidiale, proprio una vera arma letale a livello nazionale, il settore dell'agricoltura è quello che in questo momento, come abbiamo detto inizialmente, sta tirando più di tutti. Il settore vitivinicolo è proprio un settore dove qualche ragazzo che in teoria non abbia voglia di dedicarsi all'agricoltura, quella che può essere considerata manuale, premesso che adesso è tutto tecnologico, il settore vitivinicolo sarebbe un settore ottimo perché è un vero e proprio investimento a livello di reddito e di capacità imprenditoriale da parte dei ragazzi. Parliamo ancora di questo, un attimo solo. Prego. Perché abbiamo in attesa una telefonata. Pronto? Buongiorno signorina. Buongiorno, da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Padova e saluto anche il dottor Pizzolato, Paolo. Grazie. Non lo conosco personalmente, ma so dove ha l'ufficio, diciamo, perché sono stato dal signor Cappellari, che è un suo dipendente. Cappellari è un suo dipendente, vero signor Paolo? Sì. Ecco, io ho dato una bottiglietta di una farina di un cereale che ho inventato io. Lui ha detto: devi portarmi il certificato dei cosi energetici, no? E io ho fatto fare l'analisi a una bottiglietta, un vasetto analogo dalla ECTA di Conselve, e hanno riscontrato che ha le stesse caratteristiche del mais. Solo che questo cereale, signor Paolo, non è come il mais. Questo cereale, una volta piantato, non ha bisogno di essere zappato, non ha bisogno di essere innaffiato d'acqua, non ha bisogno di concime, si raccoglie, si secca e si macina, sia la farina. Ora, questa mia invenzione, che la sto brevettando, credo che, come si dice, sia il cereale dell'avvenire, perché mi pare che abbiano bisogno di molti cereali di mais per la biomassa, no? È così? Allora, domani mattina devo trovarmi con una persona molto importante che è interessata a questo mais. Volevo dirle, se è spinto un po' dalla curiosità, chieda al signor Cappellari, che è un suo dipendente, si è fatto fare l'analisi e riscontri i valori energetici. Il signor Cappellari ha un mio biglietto da visita che possiamo anche parlare eventualmente e confidarci su questa nuova mia scoperta, insomma, ecco. La ringrazio, molto interessante, grazie, ma ci tenga aggiornati comunque su questa cosa qua, perché è veramente molto interessante. Cosa dice? Lo dirò, lo aggiornerò con la signorina Damiana e il signor Emiliano. Certo, benissimo, grazie, molto gentile. Cosa dice? Io al posto del nostro ascoltatore andrei immediatamente almeno a depositare il brevetto di questa cosa. Una cosa che può essere logicamente utilissima. Sappiamo che in questo momento, anche come Veneto Agricoltura, ci sono notevoli defiance in questo periodo, soprattutto nel settore agroalimentare a livello di brevetti. Cosa vuol dire defiance? Defiance perché devono rispettare delle normative europee alle quali in anni antecedenti avremmo potuto far fronte nel momento esatto in cui ci veniva presentato un qualcosa da studiare. Noi studiamo solamente l'argomento, logicamente non possiamo brevettare la farina o questa tipologia di cereali da parte di questo signore, però logicamente dare delle indicazioni di massima, come davamo negli anni antecedenti, relativamente alla produttività, alla bontà, eccetera, potevamo darlo. Cosa succede però? Con le nuove normative europee bisogna rispettare dei parametri all'interno di questa farina che devono essere proprio percentualmente così come vuole l'Europa. Potrebbe essere che questa è una scoperta che potrebbe anche essere considerata ottima, possiamo dirlo così per non dire eccezionale, ma che purtroppo
non rispettando determinati parametri che ci vengono imposti dall'Europa, possa anche non rientrare su quelle che sono le tipologie di semina che ci permetterebbero effettivamente di ovviare determinate carenze, come sta dicendo questo signore. Perdonate questa nell'ambito parentesi. dell'Unione Europea magari, però non è detto, stiamo supponendo. Pensate, tanto per dirvi che ogni tanto lo dico e logicamente è un annuncio che lascia anche un po' sconcertati, però anche noi logicamente tentiamo di vedere come andare avanti. Sapete perfettamente che Veneto Agricoltura, ente della Regione Veneto e Regione Veneto, è quello che ha studiato maggiormente il discorso dell'agricoltura blu. L'agricoltura blu è quella famosa agricoltura che permette in questo momento di mettere di mora tipologie di cereali, diciamo seminare tipologie di cereali con un intervento a livello idrico nettamente inferiore, per cui meno acqua per l'irrigazione, meno spesa di carburante perché logicamente la piantina va seminata a 10, 12, 30 centimetri di profondità a seconda della tipologia di cereale. Più si area in profondità, più bisogno di acqua c'è, più benzina consumo con il trattore. Abbiamo provato addirittura anche su campi duri, per cui addirittura nemmeno trattati con l'aratro, proprio con una macchina speciale che li metteva proprio sottoterra a pochissimi centimetri di distanza. Questa cosa riesce, però logicamente da parte diciamo, sia a livello nazionale sia delle comunità economiche europee non ci sono ancora risposte. Ma la cosa, quella sinceramente che lascia più stupefatti, è la famosa, chiamiamolo così, invenzione dell'olio di colza, che tutti pensano di poter produrre in casa e che qualcuno ha già iniziato a far girare la propria macchina a livello sperimentale con l'olio di colza. A Valle Vecchia, nel nostro centro sperimentale di Valle Vecchia, noi abbiamo ettari e ettari adibiti a coltivazione di colza e con un ulteriore passaggio e raffinazione di questo olio siamo riusciti anche a far circolare, ancora l'anno scorso abbiamo presentato il progetto a Venezia, 3 vaporetti, dopo una piccola modifica a Venezia, circa 500.000 euro solamente in modifica sul carburatore, per cui una cosa ridicola, stanno ancora circolando olio di colza che non è assolutamente né inquinante e sinceramente, scusate il termine passato, costa una pipa di tabacco rispetto alla benzina. Morale della favola, siccome l'olio di colza è un carburante, è un olio per trazione, a livello di accise, a livello nazionale ed europeo, nessuno dà una risposta su come si possa. Perché non c'è interesse. Perché non c'è interesse logicamente, per cui dico, gli agricoltori che potrebbero addirittura produrlo in consorzio, in cooperativa, avere una sola macchina fra 5, 6, 7, 8, 10 aziende consorziate fra di loro, non possono mettere in campo questa alternativa, sono costretti a comprare gasolio e benzina a circa 2 euro. Oltretutto a gennaio-febbraio, quando io dicevo, mi davano per matto che la benzina a luglio-agosto sarebbe andata a 2 euro, adesso abbiamo visto cosa c'è. Ecco, quindi il consiglio è di registrare comunque questo brevetto senza dubbio, perché in modo tale che il nostro telespettatore possa poi, quando poi si confronta con personalità di un certo tipo, magari hanno partecipazioni in grandi società multinazionali e allora il rischio diventa alto. Però effettivamente quello che dispiace è che si possano trovare delle alternative, però ci troviamo infagottati nel sistema Europa, e qui faccio riferimento anche se non è proprio il vostro ambito, però in parte sì, alla pesca per esempio, che sta subendo dei tracolli drammatici proprio per della ricezione di normative europee che si rifanno a parametri dove la pesca avviene in altri ambiti con un tipo di pescato diverso e non risponde a quelle che sono le nostre esigenze, anche quello è un problema. Peraltro voi vi occupate anche di pesca. L'Adriatico in questo momento sta avendo una notevolissima carenza, derivante soprattutto dal fatto che i giorni di pesca sono sempre più accentuati proprio a causa del fermo pesca. Ieri sentivamo anche una trasmissione dove nel sud Italia hanno sperimentato una piccola zona blu, 110 ettari di mare, dove fanno uscire i pescherecci solo una volta alla settimana. Una volta alla settimana permette un'agricoltura, proprio una pesca biologica dove si consuma molto meno carburante. C'è la possibilità di rispettare il mare. C'è la possibilità per il pesce di riprodursi in una maniera logicamente enorme rispetto a quello che viene fatto a causa della pesca, però quello che non è stato detto è che sinceramente mi parlano di una pesca biologica a livello di quantità. Le aziende che però in questo momento dicono che stanno operando e che vanno bene, portano a casa quello che effettivamente serve come reddito per le loro famiglie, perché sembra che effettivamente questo vada bene, ma stiamo parlando del Mediterraneo e dello Ionio, non stiamo più parlando dell'Adriatico che un po' alla volta si sta svuotando, per cui secondo me ogni mare, a seconda delle sue prospettive, delle sue tipologie, andrebbe curato in una maniera completamente diversa. Noi abbiamo l'Alto Adriatico che in questo momento è completamente carente. Abbiamo pochissimi chilometri, Slovenia e Croazia che attuano una tipologia di pesca, noi ne troviamo un'altra. Perché questo? Perché le normative non sono uguali per tutti. Assolutamente, questo è molto grave. Rispondiamo a un messaggio che è anche arrivato che chiede il mais, che non so se lo sa però, quanto verrà venduto al quintale quest'anno e che tipo di situazione riguarderà il mais, se dovremo, siccome abbiamo avuto un crollo della produzione, se dovremo importarlo dall'estero e quindi ci saranno ripercussioni sul prezzo. Allora, questa probabilmente è una
persona che è addentro il settore. Indubbiamente i dati veri e propri di mercato e di prezzo in questo momento non lo abbiamo. Sappiamo che perfettamente in questo periodo è stato diciamo, portato a casa tutto quello che avevamo a livello di coltivazione di mais. Stiamo attendendo sinceramente metà ottobre per vedere quale possa essere la mancanza a causa della siccità della percentuale a livello veneto e a livello nazionale. Ecco, perché noi sopperiamo il nostro fabbisogno con il mais prodotto, dobbiamo comunque far sempre capo all'estero. È questo proprio che sarebbe il bello da tenere conto. Voi pensate che negli ultimi 40 anni sono stati sottratti al mondo dell'agricoltura 5 milioni di ettari a causa della cementificazione di terreni adibiti all'agricoltura. Oltretutto, quindi c'è stata una conversione. C'è stata una conversione, però portata via dalla cementificazione. Nel momento esatto in cui noi possiamo garantire a livello nazionale, a livello veneto, la coltivazione del mais o di altri cereali, possiamo dire così, ci accorgiamo però che il produttore di mais o di altri cereali non conviene, in base alle tipologie, proprio alle direttive che ci dà l'Europa, avere tutti quei campi adibiti a cereali e a mais. Questo cosa comporta? Che a livello nazionale e a livello regionale c'è logicamente una mancanza di questi cereali e per sopperire li portiamo a casa dagli altri paesi. Una cosa assurda, perché viene determinata solo e esclusivamente per rispettare i parametri europei che vengono imposti a ogni singolo Stato. In teoria, l'Italia una volta era considerata il granaio d'Europa. Eravamo in grado di poter sopperire a tutte le nostre esigenze, però in base alle direttive dove tu devi avere su 100 ettari 30 ettari adibiti a mais, 30 ettari adibiti a coltivazione verde e altri 30 ettari adibiti all'allevamento, è logico che il coltivatore, non sapendo più come fare, produce una quantità di cereali inferiore a quella che è, a quella che è la richiesta. Assolutamente, quindi bisogna ancora attendere comunque gli esiti da questo punto di vista. Per restare sempre nel settore agricolo abbiamo visto il vino, mais, la pesca e parliamo dell'allevamento. Qui parliamo anche delle carni e diamo un po' le ultime notizie che arrivano, che arrivano dall'Europa, che non hanno certo fatto la felicità di alcuni produttori seri. Cosa è successo? Sinceramente è una cosa di 2 o 3 giorni fa che lascia scioccati persino. Mentre noi stiamo cercando anche come Regione Veneto di far sì che ci possa essere la tracciabilità, io sto cercando anche di fare in maniera di promuovere quando facciamo convegni, quando come adesso come ospiti delle varie televisioni diciamo di cercare di comprare il prodotto sotto casa, il prodotto che quando andiamo al supermercato rileviamo che è fatto almeno a livello regionale se non a livello nazionale. Quindi che possa essere controllato, garantito, che ci sia la filiera, che ci sia la tracciabilità da dove parte a dove finisce e anche a metà strada dove c'è il mondo della lavorazione, praticamente il mondo della vendita. Ci siamo trovati di fronte a una normativa imposta e calata dall'alto proprio di pochissime ore fa, possiamo dire, dove c'è stata la vera e propria liberalizzazione della carne senza bisogno più della tracciabilità. È logico che è una cosa che cosa vuol dire? Spieghiamo bene. Vuol dire allora, che un pacchetto di carne c'era l'etichettatura della tipologia di bestia, chiamiamola così, da dove partiva, dove era stata macellata, dove era stata smistata e dove era finita all'interno di quel supermercato, di quella tal macelleria. In questo momento l'etichettatura parte da quello che sembrano essere le ultime notizie da parte dell'Europa, di quello che è la tipologia di carne. È carne di manzo. Vabbè, però appunto, ma di quale manzo? Ma di quale manzo? Da dove proviene il manzo? Dove è stato macellato il manzo? È un manzo italiano o è un manzo, scusate il termine, foresto? E questo, secondo me, dobbiamo ancora addentrarci nei particolari di questa normativa, dove sicuramente ci saranno delle contestazioni e dove bisogna assolutamente fare in maniera il mondo allevatoriale italiano e nazionale di tutelarlo. Ecco, però io dico questo: se un produttore nazionale, un produttore veneto, che fa il macello in Veneto, perché poi nascono i prodotti in Francia, no? Quindi i vitelli vengono dalla Francia, sì, se non sbaglio, poi vengono allevati qua. Decide autonomamente di mettere nell'etichetta nascita Francia, allevamento Veneto, macellato, eccetera. E quindi dà queste indicazioni. Può farlo o è costretto a non farlo? Allora, premesso che è una cosa di pochi giorni fa, per cui non ci siamo ancora addentrati nei particolari dove chiederemo delucidazioni in merito logicamente all'Europa. Secondo me c'è stata una forzatura, breve parentesi, da parte di alcuni piccoli paesi europei che logicamente forse o hanno voluto imporsi o hanno cercato di fare in maniera che l'Europa abbia una forzatura per cercare di vendere il bestiame meno certificato e meno di qualità di tanti altri paesi europei tipo il nostro e dove logicamente hanno imposto la loro forza di volontà. Cosa succede?
succede però che la marchiatura di questa carne a livello di tracciabilità continua a esserci. Io direi di cercare di fare in maniera, e do questo messaggio a chi ci sta guardando, di cercare di fare in maniera di comprare il prodotto che abbia almeno un minimo di tracciabilità, a meno che questa non venga imposta e definitivamente proprio levata via da quello che invece adesso dovrebbe essere una cosa che tutela il consumatore, per cui assolutamente cercare di fare in maniera di cercare un qualcosa di etichettato a livello nazionale, a livello veneto, anche se eventualmente proviene da altri paesi europei dove ci possa essere una vera e propria ricerca dell'etichettatura. Perdere 10 secondi in più quando si compra cibo all'interno di un supermercato, 10 secondi in più, pagarlo i 10 centesimi in più, però capire cosa sto comprando in quel momento, perché abbiamo visto in giro per il mondo di quelle contraffazioni che sono da lasciare allibiti. Ma le contraffazioni sono un altro problema, qui entriamo in un altro ambito, perché purtroppo la contraffazione è quello che dice una cosa che in realtà vera non è. Che in realtà vera non è. Questo è un altro aspetto che lascia interdetti, perché noi come facciamo? Abbiamo già difficoltà a riconoscere un certo tipo di produzione, a fidarci poi. Quando c'è poi la contraffazione, lì ne va a discapito della salute del cittadino, ed è gravissimo questo fatto qua. Questo anche qui vi state combattendo anche tra l'altro contro questo sistema. Lì stiamo cercando di fare in maniera che ci possa essere il famoso marchio regionale, il famoso marchio nazionale. Ma che punto siamo? Siamo al punto che noi in teoria siamo partiti con tutte queste belle innovazioni e belli intenti. Quello che noi abbiamo a livello di problema è che è alle frontiere che la cosa accade ancora, dove purtroppo i controlli, certe volte anche per carenza di organico, possiamo dire così, da parte delle forze dell'ordine, non è così sempre facile. Sebbene abbiamo visto che si stanno accentuando quelli che sono determinate tipologie di controlli, vediamo il lavoro fatto dalla Guardia di Finanza, da quelli che seguono le contraffazioni, non è facile, perché quello che arriva da ogni parte del mondo, proprio a livello nazionale, può arrivare da qualsiasi parte. Noi abbiamo il mare tutto attorno, per cui arriva con navi, arriva con aeroplani, arriva soprattutto con camion da paesi del nord che importano cose dalla Turchia, cereali dalla Grecia, dalla Turchia, cereali non certificati. Ecco, solo una cosa, perché poi andiamo in pubblicità. Ha toccato l'aspetto Grecia. Perché, pur essendo nell'Unione Europea, perché io capisco la Turchia, ma la Grecia è l'Unione Europea, perché si addita alla Grecia? Che cos'ha il problema? Perché frutta greca, pesce greco, allevamento greco, cereali, perché cosa c'è? Quello che noi importiamo soprattutto da Turchia e Grecia in una maniera eclatante sono soprattutto cereali. Arrivano vere e proprie quantità di navi di cereali, perché loro ne hanno in abbondanza rispetto a noi, perché ne producono a livello di quantità in una maniera superlativa. Ma non c'è un controllo pur essendo nell'Europa? Il problema che noi abbiamo è che certe volte viene mescolato con altre tipologie di grano e arriva sulle nostre tavole come grano nazionale, quando invece è grano mescolato con grano proveniente da altri paesi europei, dove il grano è di scarsissima qualità. Il problema è che loro fanno delle cose poco lecite, delle cose, non dico poco lecite, ma delle cose che sono ancora permissive, perché la percentuale contenuta all'interno di determinate farine può comportare questo, perché dovrebbe esserci la farina che è totalmente nazionale, e questo problema purtroppo è un problema che è alla fonte nel momento esatto in cui io vado a raccogliere e vado a mescolare il grano che poi dà origine alla farina. Il fatto che si mescoli grano proveniente da altri paesi europei non certifica che la farina sia effettivamente tutta prodotta in Italia e tutta di alta qualità. E da là si spiega chissà che origini hanno, che tipo di coltivazioni ci sono, e poi ci sono le intolleranze di conseguenza poi ci sono le intolleranze che conosciamo perfettamente. Esatto, i problemi di salute. Pubblicità, ritorniamo insieme. Se avete qualche domanda da fare, approfittatene degli ultimi minuti restanti. Eccoci qua, abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Sono Giusy, buongiorno. Buongiorno signora, da dove chiama? Da Treviso. Prego, dica. Allora, già adesso c'è poca tracciabilità. Figuriamoci adesso che dobbiamo veramente pensare alla nostra salute e insomma diventare vegetariani. Dobbiamo fare qualcosa, ma chi è questo governo che decide senza il nostro parere? Loro fanno una legge, tacchete, la fanno loro in 100 persone, ma chi sono loro? Siamo noi che li rimettiamo la salute, ragazzi. Già quando vado sul supermercato, a parte che non la compro mai sul supermercato perché non c'è mai la tracciabilità, è scritto solo allevata in Francia, non so, portata in Italia per
per questo titolo di supermercato? Non c'è scritto niente già da adesso. E non so come facciamo ad andare avanti in queste maniere qua. Non si può, ci fanno morire tutti, signori, ci fanno morire tutti. Pensa adesso da dove viene adesso che i NAS, vedi, alle volte che vanno a verificare e sequestrano quintali di carne. E adesso se fanno questa legge dove andiamo a finire? Certo. Siamo diventati matti, c'è un governo pazzo, signori, abbiamo un governo pazzo. Se vanno avanti così, altro che tumori non so che cosa, ma ci ammaliamo tutti da bambini in su, ma stiamo scherzando, ma quei bambini piccoli che abbiamo e i vecchi. Certo, grazie signora, grazie del suo intervento. Ecco, la signora tra l'altro anche brava perché il discorso della tracciabilità lo conosce, lo segue, non tutti, soprattutto i più giovani, ne sono a conoscenza, lo fanno assolutamente, c'è anche una forma di benevola ignoranza però dovuta al fatto che non si comunicano queste cose, non si insegnano, non le si sa, e poi giustamente la signora dice sì, ma trovi una pseudo tracciabilità e che discorso è? Queste cose vengono decise a livello europeo, vuol dire che l'Italia conta poco, e sempre torniamo al solito discorso, a livello di Parlamento europeo l'Italia non ha peso. È vero, secondo me, qui lo dico... Quindi rispondiamo anche alla signora. Sì, rispondiamo alla signora, lo dico anche un po' politicamente parlando, perdonatemi il passaggio, dove sinceramente uno dei 5 potenziali più potenti paesi europei avrebbe dovuto imporsi in una maniera completamente diversa. Purtroppo sappiamo che l'Europa in questo momento sta dettando legge, che la filiera, chiamiamola così, filo-tedesca, è quella che si sta imponendo a livello di direttive, a livello di normative. Effettivamente cercare di fare in maniera di gridare un po' più forte da parte dei nostri parlamentari, ma soprattutto anche dei paesi che ci sono vicini, sarebbe stata una cosa ottimale. Sinceramente lascia un po' perplesso vedere che tante volte l'Italia venga scarsamente tenuta in considerazione perché tanti la indicano come un paese in un momento di difficoltà, eccetera, eccetera. Io non credo, ma sinceramente non sto perorando la causa del governo in questo momento, che noi siamo un paese da trascurare. Siamo sempre stati un paese che ha cercato di darsi da fare, sia come lavoratori, sia come produttività, ma soprattutto proprio come abbiamo detto nel mondo dell'agricoltura, nel mondo dell'alimentazione. Defiance o deficit ce ne sono dappertutto, le contraffazioni esistono anche da noi abbiamo il delinquente di turno che approfitta di determinate situazioni, però siamo quelli anche a livello di normative che più di tutti rispettiamo le regole imposteci o dateci dall'Europa. Questo dovrebbe servire, diciamo, da monito anche per gli altri paesi. Certe volte però ci accorgiamo che paesi che io considero secondari fanno in maniera di poter succlassare il nostro paese, scavalcare determinate normative e portare a casa i risultati che invece a noi purtroppo non vengono dati. Messaggio: il biogas non ruba all'agricoltura. No, il biogas non ruba all'agricoltura e nemmeno le biomasse. L'interpretazione che certe volte bisognerebbe dare al settore del biogas o delle biomasse è un settore che purtroppo avvolge il cittadino, passatemi questo termine molto pesante, in una maniera ignorante. La scarsa conoscenza dell'utilizzo del biogas e delle biomasse comporta certe volte certe rivoluzioni anche a livello di paese proprio per la scarsità di informazione che esiste in alcuni comuni o presso alcuni cittadini. Vi faccio un esempio. In un comune della provincia di Venezia stava per nascere un impianto di biomasse che avrebbe potuto anche riscaldare interi quartieri che sarebbero nati attorno a quell'impianto. Noi abbiamo avuto degli esempi veramente eccezionali di interi quartieri riscaldati con quell'impianto lì. I cittadini si sono mossi contro questo impianto che logicamente aveva già ricevuto l'autorizzazione da parte della Regione e che credo che per adesso sia stato sospeso, non che non verrà più fatto, pensando che l'impianto possa essere una cosa che va a inquinare il territorio, che va ad essere deleterio. Invece bisognerebbe certe volte studiare se quell'impianto sia conforme alle esigenze del territorio. Certo. Cioè, se in quel territorio non si può fare per determinati motivi, ma se si può fare, che si faccia. Certo, un paio di messaggi. In Francia tra pesticidi e concimi vari la terra non rende più a 1 metro di profondità, riflettete. E poi il discorso del mais, che ci si lamenta del calo della produttività del mais, quando però si pagano i contadini, era arrivato poco fa il messaggio, si pagano i contadini perché non coltivino più la terra. 2 osservazioni su questi messaggi. Prima riferimento alla Francia è logicamente inerente proprio al discorso del piccolo passaggio che abbiamo fatto sull'agricoltura blu, per cui il famoso scavo, la
baratro che passava 1 metro, 1,5 metri sottoterra, adesso in questo momento potrebbe tranquillamente non servire più, ed è un'alternativa ottima per risparmio di carburante e risparmio idrico. E sinceramente, purtroppo, come dicevamo prima, un mondo dell'agricoltura che viene, diciamo, pestato dalla cementificazione, che tante volte in questo momento vediamo come sta andando, che soprattutto il settore edile, ma soprattutto cercare di trovare l'alternativa dove fermare e far sì che invece progredisca la coltivazione. Io direi che certe volte anche a livello governativo regionale bisognerebbe incentivare l'incremento di produttività agricola. Purtroppo è l'Europa che ci condanna certe volte a morte con queste normative anche un po' strane. Assolutamente. Ultima cosa per quanto riguarda per esempio l'investimento in energie alternative anziché in produzione di mais, cosa dice? Cosa ne pensa? Abbiamo già visto, diciamo, che il fotovoltaico secondo me ha già fatto il suo tempo. Con il quinto conto che è stato creato in questo momento, il fotovoltaico è una cosa che va un po' appianandosi e dove effettivamente adesso bisognerà valutare con molta attenzione se valga la pena di costruirlo oppure no, proprio con persone che sono addette al settore e che sanno pesare quale possa essere in maniera pesante l'influenza economica che può avere. Le energie alternative vanno tutte bene se sono però sfruttate in maniera oculata, per cui attenzione e attenti a tutti quanti quando andate a trovare l'energia alternativa. Qualcuno potrebbe essere che vi vende fumo solo per vendervi il prodotto e che invece a casa vostra o nella vostra azienda non sia il prodotto più adatto, per cui studi di settore ben congegnati prima di metterlo in moto. Perfetto, siamo arrivati al termine, il tempo vola veramente, grazie di essere stato qui con noi, magari grazie in seguito l'avremo nella veste di segretario provinciale della Lega Nord di Venezia e parleremo delle città metropolitane, che è un argomento di grande attualità e che riguarda molti, che fine fanno le province, cosa si parla dell'accorpamento di comuni, città metropolitane sì o no, ma non abbiamo più tempo a disposizione, ne parleremo in seguito, quindi la inviteremo nuovamente in trasmissione, vi ringraziamo a voi telespettatori di averci seguito, di aver partecipato, come sempre l'appuntamento è a prestissimo per le repliche, naturalmente sul canale 87 e a lunedì per la diretta. Grazie, arrivederci.